In questa serata abbiamo degustato i vini della cantina di Bella, tanti vini, tanti colori, tanti sapori che ci hanno riportato però a un unico territorio. Un territorio così vicino a Palermo, che è appunto la Valle Lojato, ci sono tanti piccoli produttori che fanno prodotti di grande qualità. Questo è il primo di una serie di appuntamenti che ci porterà a scoprire l'entroterra del palermitano. Abbiamo chiuso la filiera unendo produttori, prodotto, ristoratori e tanta comunicazione attraverso tanti giornalisti di testate locali e nazionali. Ringraziamo quindi i ristoratori palermitani che hanno realizzato attraverso dei cookie show un finger food, hanno abbinato un formaggio, un prodotto dell'Ojato. Una spuma di piccantino dell'Ojato con una polpettina di ricciola con finocchietto selvatico, uva sultanina e pinoli. Cremosa al pecorino semistagionato con cuore di tonno rosso. Tonno rosso è la carne del mare per eccellenza e allora perché non usare un vino rosso? Proviamo questo Syrah 2017 di Valle dell'Ojato, i tannini sono morbidi, c'è una bella struttura così come c'è la struttura del piatto, pertanto l'abbinamento potrebbe essere vincente. La bellezza di questa serata è stata racchiusa proprio qui, nella manualità degli chef. Una miriade di prodotti eccezionali e sta a noi, è il nostro compito da chef di cucina, valorizzarli. Cucinare in Sicilia è una cosa molto facile perché ci aiuta tanto quello che sia la materia prima. È tutto quello che sono i nostri profumi. Io non sono mai andato via dalla Sicilia per questo. Proprio amore sia per la materia prima che per il nostro lavoro. Cioè per me questo rappresenta la Sicilia. Passione, amore e cuore. E famiglia soprattutto. Per me cucinare il prodotto siciliano significa lavorare qualcosa che ci appartiene, quindi sono soddisfatto di riuscire a trovare i nostri prodotti e lavorarli. Rispecchiare la nostra cultura enogastronomica utilizzando anche i valori che ci hanno un po' dato le nostre famiglie. Scoprire un po' i territori, i profumi differenti che ci sono in tutta la Sicilia, la biodiversità che c'è. Abbiamo un mondo in un'isola. Abbiamo realizzato questa cassata con proprio le materie prime della Sicilia, cioè la pasta reale fatta con il pistacchio, la ricotta di pecora, del cioccolato, e l'abbiamo realizzata direttamente sul posto. I vini ovviamente sono la maggiore espressione di questa tradizione che oggi ci permette con grande consapevolezza di parlare di ottimi, grandi vini siciliani. Grazie ad una partnership di collaborazione, di pensiero e di cultura sul catarratto, un trasferimento tecnologico grazie a un rapporto fra la ricerca, lo sviluppo e le imprese del territorio. Piccoli produttori, piccole produzioni hanno bisogno del sostegno dei consumatori per riuscire a sostenere queste imprese che allo stesso tempo producono prodotti di qualità e tengono e gestiscono e mantengono in piedi il nostro paesaggio. Tutto questo è sistema ed è quello che Io Compro Siciliano porta avanti sin dalla sua nascita, ovvero unire tutte le maestranze per farle diventare forza di promozione della Sicilia nel mondo.